Questa è la storia di Venezia, 17ª parte dal 1570 al 1573, la guerra di Cipro e la battaglia di Lepanto. In vista del conflitto viene eletto doge Elvise Mocenigo e Girolamo Zane riceve il comando della flotta. A tutte le navi veneziane viene immediatamente dato ordine di non lasciare i porti senza autorizzazione e di prepararsi alla guerra. Richieste di aiuto vengono inviate in tutta Europa. La flotta veneziana il 3 aprile si sposta a Zara per attendere il resto delle galee armate. Durante la lunga sosta a Zara scopre una terribile epidemia di tifo che decima le ciurme. Il 30 maggio viene ordinato allo Zane di puntare su Corfù, dove avrebbe dovuto congiungersi con la flotta alleata capitanata da Gianandrea Doria. Lo Zane riesce ad arrivare a Corfù solo il 29 giugno, ma comunque prima del Doria. Nel frattempo, il 1 luglio, i turchi al comando di Lala Mustafa Pascià sbarcano a Cipro, a Limisso, e più in forza il 3 luglio alle Saline. La popolazione cipriota viene concentrata nella difesa di Nicosia e Famagosta, mentre i borghi e le campagne circostanti hanno ordine di trasportare tutti i viveri nelle fortezze e di distruggere gli abitati non protetti per non lasciare nulla ai turchi. L'ordine non viene eseguito quasi da nessuna parte. La popolazione cipriota è molto ostile ai veneziani e alla nobiltà crociata di origine italo-francese cattolica, che, con l'appoggio dei veneti, sfrutta in maniera coloniale gli abitanti greco-ortodossi. I turchi marciano sulla capitale Nicosia, difesa da poche migliaia di soldati, e inizia l'assedio. Il 23 luglio la flotta veneziana si dirige verso oriente e il 4 agosto arriva a Creta. Gli ordini impartiti allo Zane impongono di dirigersi subito verso Cipro, ma lo Zane decide di aspettare e di aver reintegrato tutti i rematori persi durante l'epidemia. Nel frattempo, il 6 agosto, Marcantonio Colonna arriva ad Otranto con le galee papali, attendendo l'arrivo di Gianandrea Doria da Messina per salpare verso oriente. Il 15 agosto la guarnigione di Nicosia attacca i turchi in una sortita, ma non riesce a rompere l'assedio. Nella notte i turchi irrompono in città e il 16 agosto Nicosia cade. Migliaia di abitanti vengono portati via come schiavi. In breve cadono anche la maggior parte dei castelli e cittadine, con i nobili locali che per mantenere i loro feudi si convertono all'Islam e giurano fedeltà agli ottomani. Gianandrea Doria, non completamente convinto della bontà di tutta l'operazione, ritarda deliberatamente il ricongiungimento con i Colonna, che avviene solo il 21 agosto. Il giorno seguente la flotta si dirige verso Creta. Il 22 agosto inizia l'assedio di Famagosta. Nonostante i tentativi del Doria di mandare tutto a monte, accusando la flotta veneziana di essere in cattive condizioni, i cristiani salpano nella notte tra il 17 e il 18 settembre, e pochi giorni dopo arriva la notizia che i turchi avevano preso Nicosia, minando ulteriormente i fragili equilibri dell'alleanza. Nel consiglio di guerra del 22 settembre i veneziani non riescono a imporre il continuo della spedizione contro i turchi. La flotta si ritira quindi la sera stessa verso Creta e poi verso l'Italia. Il governo veneziano accetta le dimissioni dello Zane, che viene sostituito il 13 dicembre da Sebastiano Venier. Il 26 gennaio 1571 arrivano a Famagosta le galee veneziane guidate da Marcantonio Querini, con viveri, rifornimenti e nuove truppe. Un altro convoglio, con a bordo altri fanti, arriva a marzo. Nonostante tutto, il 4 agosto 1571, però Famagosta, ormai indifendibile, si arrende. Il 2 luglio 1571 Venezia, il papato e gli Asburgo concludono le trattative per la stipula di una Lega Santa anti-ottomana. Il 5 ottobre arriva alla flotta cristiana la notizia della caduta di Famagosta. Nonostante il maltempo, le navi della Lega si dirigono verso Cefalonia e arrivano il 6 ottobre davanti al golfo di Patrasso, nella speranza di intercettare la flotta nemica. Domenica 7 ottobre 1571 l'armata cristiana si scontra con quella ottomana nelle acque di Lepanto. Nella furiosa battaglia i cristiani, dotati di galeazze e di una potenza di fuoco largamente superiore, riescono a sconfiggere la flotta di Selim II. Anche la flotta cristiana subisce però grosse perdite. Il 18 ottobre arriva a Venezia la notizia della vittoria. Vengono decretati 7 giorni di festeggiamenti, come accade in tutte le città d'Europa all'arrivo della notizia. Il desiderio di Filippo II d'Asburgo di non avvantaggiare troppo i veneziani lascia però la flotta della Lega inattiva. Mentre gli alleati si sciolgono per svernare, Selim II avvia già l'allestimento di una nuova flotta. Nel 1572 il nuovo capitano generale Jacopo Soranzo riprende le operazioni navali senza attendere il ricongiungimento della flotta alleata. Il 2 agosto si uniscono comunque le navi di Marcantonio Colonna e di Don Giovanni d'Austria, sconfiggendo il 16 settembre le galee ottomane, che si ritirano a Modone, mentre la flotta veneziana va a stazionare a Navarino sbarrandogli il passo del mare aperto. Don Giovanni e il Colonna però abbandonano il 6 ottobre la posizione per cercare dei rifornimenti, costringendo anche i veneziani ad abbandonare il blocco e ripiegare a Corfù. Fallita la Lega Santa, Venezia preferisce terminare la guerra.
I negoziati di pace durano oltre 3 mesi. Alla fine, il 7 marzo 1573, viene firmato a Costantinopoli il trattato di pace tra Venezia e l'Impero Ottomano. Venezia rinuncia al possesso di Cipro e alla fortezza di Sopotò, paga un pesante indennizzo di guerra e si impegna a pagare un tributo ogni anno per il possesso di Zante. La guerra di Cipro è per Venezia una sconfitta e si riduce ancora di più la sua potenza già in declino nel Mediterraneo orientale, ma grazie alla propaganda veneziana e cristiana la vittoria di Lepanto riesce ad oscurare questo fallimento.